racconti cos'è per te il Trofeo delle Regioni? Per me il Trofeo delle Regioni è qualcosa di bellissimo perché dopo una stagione lunga e intensa e giocare con i migliori della selezione per me Veneto è bellissimo perché poi facciamo nuove amicizie non solo con i nostri compagni di squadra ma anche con i giocatori di altre regioni e poi da un motivo pallavolistico cioè, è una bella soddisfazione perché vuol dire che in quest'anno ho lavorato bene per meritarmi la convocazione a questo trofeo. Ma è vero che i pallavolisti cooperano di più con le ragazze? In spiaggia sì, perché con la scusa che gioca a pallavolo sì, è vero, un po' di più. Invece l'indoor non tanto? L'indoor no, cioè anche quello, cioè, poi siamo anche amici delle ragazze, quindi a volte si riesce. La differenza tra il Trofeo delle Regioni e una finale nazionale di categoria, principalmente qual è? Che il livello nel Trofeo delle Regioni è più alto perché ci sono proprio i migliori giocatori di ogni regione e quindi e invece nelle finali nazionali ci sono giocatori anche che provengono dalle squadre minori. Questa doppia battuta, la ripetizione della battuta, è un pro o un contro? È un pro perché, secondo me è un pro perché dopo tutto quando sbagli una battuta cioè, sai sempre che ne puoi ripetere almeno una in ogni turno di servizio, quindi a volte un po' vai in battuta con un po' più di leggerezza, sai che puoi tirare la palla anche più forte senza preoccuparsi di sbagliare. In bocca al lupo! Grazie.